A Mogliano nel pomeriggio i numeri 1 degli industriali del Veneto, Friuli, Trentino riuniti nell'incontro blindatissimo che dopo 2 ore di consultazione ha tracciato l'identikit che dovrà avere il candidato presidente del Nord-Est da presentare a Roma per eleggere il successore di Squinzi. Che sia un imprenditore, che abbia un manifatturiero, che abbia una capacità di essere internazionalizzato, che conosca i mercati internazionali, che sappia comunicare, che abbia la forza di fare la squadra, di fare un programma, che sappia ascoltare e tradurre quello che arriva dalla base dei territori. Per noi i territori sono fondamentali, noi ascoltiamo e dobbiamo trasformare e trasferire questi messaggi che arrivano al centro, perché il centro si interpreta poi nelle relazioni, come diceva il dottor Bono, nelle relazioni poi col governo, per trasformare in leggi, in regole, quello che è il bisogno che ha il nostro territorio. Nord-Est ancora senza un candidato. La procedura prevede che 3 saggi consultino l'organizzazione sul territorio entro fine mese per vagliare le candidature che saranno sottoposte al voto del Consiglio generale con la designazione ufficiale del 17 marzo e a maggio l'investitura, come spiega la presidente degli industriali trevigiani. Rappresentiamo il 16% e perciò ha un peso importante, determinante. È chiaro che non è solo il Nord-Est, ma ci sono anche i contatti poi che vengono tenuti anche con altre regioni, con altri territori. Slitta al momento l'ipotesi veneziana Alberto Baban. Non mi sono mai permesso di dire niente contro, ma io non ho mai proposto nessuno, questo qui ci tengo a dirlo, ma sicuramente Alberto Baban è una persona eccellente.